Dal Veneto, province di Treviso e Vicenza, alla Lombardia, alla Toscana e all'Emilia-Romagna sono 4 le regioni italiane che in pochi giorni si sono trovate unite nel nome di Emilio Pellizzari. Il suo nome era su una targhetta militare trovata nei pressi di Pisa, per la quale è partito un appello alla ricerca di familiari anche tramite la TV e i social. È una delle figlie, Gabriella, a rispondere all'appello dell'associazione Metal Detector Emilia-Romagna, riconoscendo il nome del padre e dei nonni. Buongiorno a tutti, sono Gabriella Pellizzari, la secondogenita di Emilio Pellizzari, nato a San Zenone di Treviso nel 1923. Voglio ricordare mio padre come un lavoratore onesto, emigrato qui in Lombardia, lavorando in una ditta di cotonificio, mettendo la priorità prima alla famiglia per riuscire a darci un benestante e a suon di sacrifici. Emilio, sposato con Maria Fantina di Riese Pio X, emigrato nel Comasco come lavoratore di un cotonificio e padre di altri 3 figli, Marino, Lorenzina e Maria Rita, muore a soli 61 anni nel 1984 per un tragico incidente stradale vicino a casa, travolto da un'auto pirata. Ora il legame si riallaccia di nuovo grazie a quella piastrina trovata vicino a Pisa, grazie ai volontari delle associazioni Metal Detector Emilia Romagna e SOS Metal Detector Nazionale. In pochi giorni il mistero si è risolto grazie al servizio del nostro telegiornale, alle ricerche nell'archivio di Stato di Treviso fatte dal signor Leopoldo Pincin, nostro telespettatore, e al passaparola che dallo schermo TV è arrivato grazie ai parenti fino in Lombardia. Voglio ricordarlo con grande affetto, come un grande uomo, e voglio anche ringraziare l'associazione Metal Detector che avermi dato questa opportunità di conoscere la vita militare, il tempo di guerra che ha fatto mio padre, che noi figli eravamo all'oscuro di tutti. A breve la piastrina sarà riconsegnata ai discendenti di Pellizzari appena saranno espletate le pratiche burocratiche trattandosi di un ex soldato dell'esercito. La storia e i suoi cicli hanno fatto un giro lungo 80 anni e molte centinaia di chilometri. Per Emilio e tutti i suoi parenti è un cerchio che si chiude nel modo più bello e inatteso, riscoprendo pagine di vita e di famiglia che ancora ci parlano e hanno qualcosa da insegnare. Grazie ancora, grande saluto. Sono emozionata.